Lo so. Poi sono tutte così veloci. Sì, devono essere proprio scene velocissime, tac. Noi tanto si fa in pausa per frame by frame. Sì. Comunque l'altra volta stavo parlando proprio di come è cambiato quando ho iniziato a fare i primi film, no? I primi film sul set c'erano le Polaroid perché le scene in scena facevano tutti Ma le Polaroid quelle istantanee che ci facevano tutte le foto per fare i raccordi, no? Poi ho cominciato con la camera digitale, adesso tutto quanto quando facciamo le scene addirittura c'è il mini drone che ti segue per fare. Ne deve venire uno col drone. Ce l'ho io, Sì, ma ce n'è uno? ce l'ho io quello lì. E mantiene ha un sensore, mantiene la distanza voluta dal regista per te e ti segue, magari tu cammini tranquillo. Incastra il pugnale. No, il pugnale poi lo aggiustiamo quando siamo in scena, lo mettiamo. Adesso qui è solamente perché deve. No. Rodino! Non è un tanto, scusata. Ah, il mio segnale! È un'ape truccata. Pronti e azione! Forza, continua, non fermarti! Non fermatevi mai, se non dice il regista, vai! Siamo oggi sul set di Game of Kings, ci troviamo a Campo Ligure che ci ha ospitato ormai svariate volte. Siamo qua per il set delle battaglie e è venuto a darci una mano Walter Siccardi, famoso stuntman. Nel curriculum credo che tu possa vantare innumerevoli film, tra cui l'ultimo Avengers e Spider-Man. Sì, esatto. L'ultimo è Spider-Man, Far From Home, e noi eravamo nel team ufficiale della Marvel Sony e abbiamo fatto le scene d'azione che poi vedrete a luglio, quelle ambientate a Venezia, quindi crolli di torri, esplosioni, mostri e quant'altro. Cose molto, molto semplici, posso immaginare, da Sì. coordinare. Oggi è venuto qua sul set appunto a darci una mano, puoi spiegare magari un pochino meglio in che modo hai intenzione di farci uccidere tutti? Sì, no, oggi sono onoratissimo di essere a Campo Ligure perché ritengo che i giovani vadano aiutati non solamente a parole, quindi questo è un bel progetto, è un progetto oltretutto autofinanziato e va fatto crescere il più possibile. Visto che io tanto sono a fine carriera, mi fa molto piacere trasmettere quello che ho imparato nel corso degli anni e vederlo magari crescere in maniera più positiva. Sono felicissimo di essere qui ad aiutare una giovane produzione fatta di persone entusiaste, perché il cinema è fatto da entusiasmo, amore e passione e i soldi c'entrano fino a un certo punto. Io sono a fine carriera e ho pensato bene che quello che ho imparato duramente nel corso degli anni posso condividerlo volentieri con dei ragazzi così innamorati dell'arte del cinema e soprattutto con un progetto così interessante come Game of Kings, un progetto tutto ligure, un progetto che avrà anche secondo me una certa valenza turistica perché i posti che illustrate sono molto belli e insomma è una pietra in più in una grande storia del cinema locale. Grazie mille Walter per essere venuto a darci una mano, per darci una mano e vi aspettiamo tutti su YouTube al cinema a ottobre e in TV. Vi aspettiamo. Sì, secondo me sì, un po' più a Io comunque sto fuori campo e vi faccio il segnale quando gridare sacchetto. abbastanza largo. Allora, pronti a gridare ragazzi? All'unisono! Pronti? 1, 2... Di più, ancora, 3 volte! Azione!
Sia col video sia con l'audio. Quindi non pensate di fare veramente dei combattimenti, siate disinvolti ed estremamente spettacolari. I vostri gesti devono essere esageratamente ampi. La gente non se ne accorge delle finezze che siete abituati a fare in combattimento vero. Gli altri in questa maniera qui vieni con la scura. Devi guardarli in modo da non impallare la macchina da no! Mi raccomando, siate ragazzi, adesso aspettate, intensi, anche se non siete ripresi in primo piano. Concentrati, liberate il campo contro voi stessi, o peggio ancora possono provocare dei danni. Quindi molte cose molto semplici, ricordatevi, i colpi bassi non li vede nessuno. Tutte le vostre azioni dal tronco in su. A meno che non siate in primo piano, allora potete fare quello che volete. Azione! Sono Pierluigi Ferrero, sono di Torino, ho 53 anni e mi diverto a fare queste cose da pazzi. Siamo in questa ridente cittadina del Mar Baltico, no, non è Mar Baltico, siamo a Campo Ligure, sotto il castello Spinola, o Spinola, chissà come si dice, a fare una bella battaglia, delle belle scene, siamo una bella troupe, un bel gruppo di lavoro e divertimento, cerchiamo di fare il massimo perché ci piace fondamentalmente. Che dire, non sembra di lavorare, sembra di fare giusto quello che desiderano i bambini, giocare, anche se ci stiamo facendo un discreto, si può dire tombino, perché fa caldo, si suda, poi ogni tanto piove, ma non importa perché il risultato sarà un risultato veramente interessante, una bella stagione, un bel gruppo di persone e un bel lavoro fondamentalmente. Che dire, come si diceva, è un bel gruppo di professionisti, dalla D-Animation a Dario a tutti gli altri ragazzi che si sbattono per avere un risultato ottimale considerando le forze, considerando le possibilità che si possono avere in queste condizioni di produzioni ultra indipendenti. Direi che il risultato sarà sicuramente un risultato valido. Tutto è perfettibile, ma
considerando lo sforzo di questi ragazzi c'è da togliersi tanto di cappello e rispettarli perché stanno facendo un lavoro veramente molto grande. Il mio personaggio è Vegard. Adesso si ricomincia ma non importa. Vegard è un grande pazzo, furioso, ama il sangue, probabilmente anche la birra. È un combattente, uno che non ha paura di mettersi in gioco direttamente e in prima persona contro il ferro altrui. Ci richiamano. Carica. Io vi devo avanzare, dai. Dai ragazzi, concentrati che si parte, dai. Facciamo una prova.